Buonasera e benvenuti dal centro sportivo Pietro Pisani, un saluto da Davide Sgroi. Giocano oggi contro Academy Palermo Calcio contro TF, stanno entrando adesso le due formazioni in campo. Girone A dei giovanissimi under 14, Academy Palermo in vetta alla classifica con 18 punti, TF seconda invece a 16, quindi sarà una grandissima partita, almeno questo è quello che ci aspettiamo. Andiamo a leggere rapidamente le formazioni. L'Academy Palermo Calcio che si schiera con Di Paola in porta, poi Ferrante, Tarantino, Niceta, Di Paola, Stellone, Camilleri, Nasta che è il capitano, poi Pavesi, Costa e Matranga. TF che invece si schiera con Ferrante in porta, poi Cutugno, Cangemi, Mercurio, Miloro, poi Schiazzano che è il capitano, Licciardi Amore, Losicco, Montisanti, Gilia e Spina. Salutano le panchine le due squadre. In blu la TF, gli ospiti di oggi, in rosso l'Academy Palermo, i padroni di casa. Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia oggi inizierà questo match, vediamo dove si vanno a schierare le due formazioni. Probabilmente attaccherà da destra verso sinistra la TF, da sinistra verso destra l'Academy. Si caricano le due squadre, prendono posto in campo. Il primo pallone della partita sarà giocato dai padroni di casa. C'è già Matranga sul pallone, aspettiamo soltanto il fischio del direttore di gara. Si comincia adesso, primo pallone del match giocato dall'Academy Palermo con Pavesi all'avanti, subito Schiazzano a spazzare, ancora il 9, se n'è andato Matranga, area di rigore, fermato prontamente, poi con la testa non arriva Ferrante, adesso sì lui, di prima bello all'indietro Nasta, batti e ribatti a centrocampo, riconquista la TF e riparte dall'altro lato, subito palla recuperata dall'Academy, Matranga a lottare, a recuperare Miloro e a spazzare, ancora il numero 5 addosso al diretto avversario Pavesi, di prima Matranga, lato corto e lei il rigore, sfiora il palo della porta di Ferrante. Tiro sicuramente poteva impensierire Ferrante se fosse stato fatto da parte di Matranga con una cattiveria giusta. Con le mani palla avanti per Camilleri che alza troppo la traiettoria del pallone, quindi rimessa dal fondo per la TF che riparte dal suo capitano, proprio Schiazzano. Palla per Mercurio, la perde Mercurio, palla regalata a Costa che calcia col mancino. Ferrante tranquillo ancora una volta, non era irresistibile il tiro di Costa, ma l'Academy Palermo pressa subito altissima. La TF cerca di uscire dal pressing alto dei rossi, dei padroni di casa, che hanno iniziato alla grande questi primi 2 minuti del match. In palla a centrocampo, ha recuperato Pavesi, palla per Costa, messo giù da Mercurio. Primo fallo del match di Mercurio ai danni di Costa. Partita che soprattutto per i portieri non sarà facile. Qua intanto Matranga, limite dell'area, calcia Ferrante. Ancora una volta è già la seconda parata della sua partita. Bisogna dire che però i tiri prima di Costa, adesso di Matranga, non erano sicuramente irresistibili. Sto dicendo partita che sicuramente non sarà facile per i due portieri, soprattutto sulle palle alte, perché c'è veramente un vento fortissimo che non accenna
a placarsi. Intanto qua già recuperato la TF. Mercurio cerca il centrocampo. Nasta rinvia. Da capitano a capitano, Schiazzano all'indietro per Ferrante. Girano la palla ai blu. Con Miloro che ha giocato sulla propria destra. Rimessa laterale ATF, è stato fermato Cutugno. Abbiamo detto pressing alto subito dai primi minuti del match da parte dei padroni di casa che vogliono aggredire la partita. Hanno già fatto con 2 conclusioni però non irresistibili verso la porta di Ferrante. Qua recupera Nasta, all'avanti, anticipa bene il diretto avversario Ferrante, poi palla per Pavesi, chiusura ottima di Cangemi, poi prova il dribbling Gilia, fermato, poi ancora Ferrante, gioca palla, adesso Gilia, numero 10 col pallone, la perde soltanto per un attimo su Pavesi, va avanti Mercurio, riparte l'azione della TF, bella scivolata, fase difensiva da parte di Camilleri. Poi l'Academy esce bene dal pressing della TF, cercano di mettere ordine gli uomini in rosso, palla difficile da gestire per Ferrante che lo fa comunque molto bene. Poi Nasta, parte il capitano, palla per Pavesi, è andato il numero 9 sulla fascia destra, entra nel rigore Pavesi, destro, ancora troppo debole. La mira c'è per gli Academy, meno la forza fino a questo momento. Tutti e 3 i tiri verso la porta di Ferrante sono stati veramente facili da gestire per il portiere della TF. Adesso con le mani stoppa Spina, ancora all'indietro per Cutugno che ha rinviato. Gili a spalle alla porta, deve gestirla, poi fa fallo proprio Gilia su Tarantino. Pensavo fosse al contrario il fallo, anche Gilia è un po' non troppo contento il numero 10, possiamo dire così. Escono gli Academy in qualche modo, Nasta fermato, poi Mercurio, ancora il numero 4, in qualche modo la cerca di servire Licciardi, ma ripartono gli Academy. Ferrante che già sta salendo molto sulla sua fascia di competenza. Poi Nasta recupera la grande giocatona a centrocampo di Niceta. Veronica bellissima, poi è stato fermato proprio Costa. Ancora Nasta a recuperare. Siamo al 6° minuto, 7° di gioco. Nasta ha già recuperato 200 palloni. Palla dall'altro lato in difficoltà. Qui Miloro se la cava in qualche modo. Poi lancio lungo per Montisanti contro il portiere Montisanti. La palla esce di un soffio. Avevano gridato al gol quelli sulla tribuna ospite della TF. Era uscito a vuoto Di Paola. Si era fatta fregare sul lancio lungo la difesa degli Academy e Montisanti ha sfiorato il gol del vantaggio con la palla che lenta è andata a finire alla destra del palo di Di Paola, che ha tremato così come tutta la sua squadra. Proprio Di Paola sbaglia il lancio, Montisanti recupera, giocano ancora la TF, quelli della TF. Licciardi out di destra, fermato benissimo dall'intervento di Tarantino, che guadagna rimessa al fondo. Qua Di Paola ha rischiato di farla grossa con un rilancio non proprio perfetto sui piedi di Montisanti.
Va ancora Di Paola, stavolta laterale, con la testa in qualche modo ha toccato Spina, recuperano ancora i blu, Costa a lottare, esce col pallone invece Losicco che però poi perde il rimpallo e c'è rimessa laterale allora per gli Academy che ripartono. È già salito Ferrante che si era sovrapposto come al solito, ha fatto questo quasi durante tutti i primi 8 minuti del match. La palla non gli è arrivata, poi Nasta ha già girato il pallone dall'altro lato per Costa, era bella l'imbucata, la palla arriva a Matranga finta, poi arriva ancora a Costa, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Lottano ancora a centrocampo gli uomini padroni di casa con Niceta, Mancino, Tarantino, palla dentro, non c'è nessuno, c'è solo Ferrante. Palla all'indietro proprio per Ferrante che spazza sui piedi di Costa, palla dentro, non è arrivato Matranga per un pelo. Era veramente bella questa palla recuperata dagli Academy, deve essere importante. Nasta con la spalla, poi sbagliato il pallone della TFE, via Cangemi, poi contrasto con Nasta che non ha fatto fallo, però a quanto pare c'è soltanto rimessa laterale per la TF. Si è rialzato Cangemi e va con le mani, non è uscito il pallone, ha recuperato Nasta con ordine, gioca all'indietro per Stellone, palla per Costa, c'è Camilleri alla sua sinistra, servito adesso il numero 7, puntato in diretto avversario, poi prova il tacco per Tarantino, non ce la fa e riparte l'azione ATF che ha già perso palla di nuovo, ancora col tacco Camilleri. Stavolta però ha guadagnato rimessa laterale, è sempre lui col pallone, il numero 7 guarda la porta, calcia, non becca però lo specchio della porta di Ferrante. Ferrante gioca per Schiazzano dentro l'area, alzano il pressing, il Rossi all'indietro, Mercurio rischia, Ferrante spazia in qualche modo, poi Pavesi dentro l'area, ha rischiato tantissimo Losicco con questo intervento, forse Pavesi è stato toccato ma non quanto basta per cadere. Si riparte ora con rimessa dal fondo di Ferrante, sempre Mercurio ad andare incontro, rischia tanto, l'ha presa con la mano però Costa, quindi calcio di punizione per la TF. Batte proprio Mercurio, fascia sinistra, no, è arrivato Nasta, poi Pavesi, tacco, è passato in qualche modo, forse tenuto da Schiazzano, va ancora il 9, Pavesi, area di rigore dentro, si è inserito Matranga e fa l'1-0 per i suoi. Bellissima l'azione di Pavesi sull'out di destra, Matranga ha fatto l'1-0. Buona Pavo, buona Gol importantissimo per sbloccare la partita per i padroni di casa che fino a questo momento era ancora bloccata. Ed è 1-0, intanto qui riparte Costa, fermato al limite dell'area, non c'è nulla secondo il direttore di gara, Nasta, poi se la voleva andare a riprendere, poi spazza in lungo e riconquista
l'Academy Palermo. Ancora Matranga, l'uomo che ha sbloccato questo match, se ne va all'11. Era bella l'idea dentro per Pavesi, ha recuperato la TF. Gilia cerchio del centrocampo, si appoggia all'indietro, lancio lungo nei piedi di Niceta, che gestisce bene il pallone e gioca per Ferrante. Pavesi poi di prima è intervenuto lo Sicco. Cangemi per Schiazzano, rischiano tanto i blu. Palla per Costa, è passato, si è inserito Matranga, palla dentro. Era bella l'idea per il suo compagno, ha spazzato Miloro e riparte Gilia. 1 contro 2, finte ancora Gilia. Mancino poi provato da Spina. La palla arriva facile nei guantoni di Di Paola. Hanno giocato subito quelli dell'Academy. Nasta, cambia tutto per Camilleri che non arriva. Messa laterale Academy. Costa per Camilleri, era bello lo schema su rimessa laterale, ha spazzato Licciardi. Poi Spina, lungo linea, era salito Cutugno, fermato molto bene. Poi Di Paola spazza, Spina col petto, mette giù in qualche modo, lotta con Costa. Si lotta tanto a centrocampo, poi esce in qualche modo col pallone Montisanti e calcia. Ci ha provato ancora una volta il 9. Era uscito bene da quel batti e ribatti a centrocampo, quasi rischia tanto Di Paola. C'è Gilia, area di rigore, scivolata clamorosa di Niceta che ha praticamente salvato un gol fatto. Benissimo in questa occasione il numero 4, un po' meno Di Paola, che ha fatto un dribbling di troppo dentro lei il rigore. Qua Stellone, poi per Tarantino. Costa incontro di prima per Nasta. C'è invece lo Sicco che ha anticipato. Bella giocata dall'altro lato di Spina. Poi Mercurio, non c'è fuorigioco, palla per Spina, fa scorrere ancora Niceta, e là davanti alla difesa sta facendo veramente tantissimo lavoro, importante per i suoi. Calcio d'angolo per la TF. Salgono 5 saltatori. Batte Spina col mancino. Limite dell'area. E arriva la conclusione. La parata bellissima di Di Paola sulla conclusione di Cangemi. Era bello lo schema della TF che porta tutti i suoi uomini dentro, fa staccare al limite dell'area Cangemi, che si va a prendere la conclusione. C'è ancora Cangemi dentro di rigore completamente da solo, lo va a marcare adesso Niceta, palla dentro col pugno di Paola, poi ancora Cangemi, stavolta fuori ma 2 volte pericoloso dalle parti di Di Paola, il numero 3. Hanno rischiato qui Academy. Partita comunque fino a questo momento abbastanza equilibrata. Bravi gli Academy a passare in vantaggio quell'occasione, sfortunati forse quelli della TF, l'occasione iniziale di Montisanti.
che ha sfiorato il palo ed è andata sul fondo. Qua batte la punizione Mercurio. Gioca accanto a lui per Cutugno, di prima avanti verso Spina, fermato. Con rimpallo Tarantino, rimessa laterale per i rossi. Battuta subito Tarantino per Costa, Niceta in qualche modo. Costa ancora a lottare contro Spina, se la va a riprendere, fa fallo però il numero 10. Quindi c'è calcio di punizione per la TF. Spazza via Niceta. A lottare Pavesi. Ancora il 9. Non gioca su Ferrante. Se ne va ancora Pavesi. Adesso sì sul 2. È andato Pavesi. Bene, è Ferrante che ha guadagnato calcio di punizione. Si è spostato palla col mancino, il numero 2 se l'è guadagnata. Adesso lascia il compito di batterla il suo capitano Roberto Nasta. 2 in barriera per la TF. Va Nasta. Anche questo è uno schema perché è andato in controcosta. Si è inserito Matranga. Bello anche questo schema da parte degli Academy, come quello effettuato in precedenza dai ragazzi della TF. Stavolta però il passaggio di Costa per Matranga non è stato preciso. Gioca Miloro che ha spazzato, l'ha recuperata già Matranga che si impegna, mette dentro. Pavesi a lottare contro Schiazzano, poi Mercurio a spazzare. Niceta per un attimo soltanto. Montisanti avanti per Gilia. 1 contro 3 Gilia. Lo pressa Ferrante. Si allarga il numero 10. Passa in qualche modo. Limite dell'area. Spina calcia. Deviazione. Fa poi fallo proprio il numero 11 su Niceta. Si rialza, ma hanno già battuto quelli dell'Academy che non vogliono perdere tempo. Tarantino, Matranga è anticipato soltanto per un attimo a Miloro. Lottano ancora Matranga e Spina. È passato Matranga, triangolo bellissimo Camilleri. Ancora Matranga, Pavesi, bella per Camilleri, un po' troppo lunga, ma che azione avevano fatto sull'out di sinistra Matranga e Spina, che avevano triangolato alla grande. Poi Pavesi non è riuscito a servire in maniera precisa Camilleri, proprio che Camilleri ancora a pressare Cutugno che gli regala rimessa laterale. Bella azione di Camilleri e Matranga su quell'out di sinistra. Mercurio a spazzare, a prendere sul braccio Costa. Calcio di punizione TF. Cutugno all'avanti, Montisanti anticipato da Stellone. Ferrante perde il pallone stavolta. Nasta rincorre Giria. Si ferma il numero 10, vince il rimpallo e passa. Niceta non la tocca, arriva Costa in fase difensiva a recuperare palla per i suoi. E poi Tarantino va a lungo, Matranga non stoppa, Schiazzano spazza via. Niceta col petto solo per un attimo, si è inserito Montisanti. Ferrante bene in chiusura, poi soltanto per un attimo lo Sicco. Ancora lo Sicco. Adesso si lotta molto al centrocampo. Niceta mette bene ordine, ci arriva Ferrante e ricomincia l'azione dell'Academy. Niceta col mancino avanti per Pavesi. Chiuso ancora la difesa della TF. Mercurio col petto. C'è fallo fatto da Montisanti nei confronti di Paola.
Niceta finta di servire Costa, se n'è andato il 4, ancora Ferrante sull'out di destra, sempre lui lì. È arrivato stavolta però sul pallone il numero 2. Batte Cangemi con le mani. Basta con la testa. Lotta Ferrante, la tira in campo Gilia. Ancora lui contro Di Paola che lo ferma e spazza. Mette a terra Mercurio. Lo Sicco. Ancora Mercurio, palla avanti senza guardare. Ferrante anticipa Gilia. Costa, bella finta. Calcio inizio. Niceta è già ripartito. Si gira Matranga, giocatona per Camilleri, la palla però non è passata. Ancora Niceta, sempre a fare schermo avanti la difesa. Pavesi anticipato. Lo Sicco, c'è anche fallo ma c'è vantaggio. Matranga se n'è andato, limite dell'area, ancora l'11, calcia! Para Ferrante. Matranga mattatore assoluto fino a questo momento del match, vince anche il rimpallo, poi arriva Camilleri e fa 2-0 per i suoi. Academy Palermo che col pressing alto va a recuperare il pallone, palla che sbatte addosso a Matranga che entra anche in questo caso nell'azione del gol in qualche modo. Rimpallo che arriva sui piedi di Camilleri, fa 2-0 numero 7. Partita adesso in salita per l'ATF. Schiazzano all'indietro per Ferrante. Miloro. Incontro Spina che si è passato tanto per venire a ricevere. Palla sulla destra per Cutugno. Si ferma il numero 2 e ragiona. Ancora Cutugno. Si era già portata fuori, però secondo il direttore di gara sarà quindi rimessa laterale per gli Academy. Costa, anzi no, era Niceta. Palla avanti, non arriva Pavesi, arriva Ferrante. Nasta pressato col mancino dentro Costa, un po' egoista in questa occasione il numero 10 è provato a calciare la palla, però è terminata in molto fuori rispetto alla porta di Ferrante. Messa laterale Academy in zona d'attacco. Tarantino con le mani, Camilleri con la testa, la palla è arrivata a Matranga che lotta e vediamo se è arrivato, sì, calcio d'angolo, vinto il rimpallo contro il dato ancora Costa, fermato stavolta però non c'è calcio d'angolo ma semplice rimessa dal fondo. Batte Ferrante per Schiazzano. Cangemi, incontro Gilia di prima, la palla per Lo Sicco, passaggio sbagliato però dal numero 8. Niceta, bellissimo, ancora una volta si ferma e ricomincia Di Paola. Stellone, ancora Niceta. Ferrante prende campo, il 2 lo rincorre Lo Sicco, guadagna laterale Lo Sicco. Cangemi con le mani, Gilia incontro, stoppa, non riesce però a controllare bene il pallone.
Ferrante con le mani. È partito Pavesi, Nasta, lo lancia Pavesi, dentro Matranga, non è arrivato, invece sì Camilleri. Era riuscito a far sparire il pallone dai piedi di Cutugno, che ha tentato la conclusione, l'ha un po' ciccata, probabilmente la palla è terminata fuori. Niceta per Camilleri, c'è fallo di mano, punizione Academy. Vediamo chi si incaricherà di questa punizione. Nasta dentro di Paola, poi lo Sicco spazza, Camilleri tocca solo per un attimo. Nasta di Paola di prima, Costa non si intende con Nasta, che però poi fa fallo. Ha cercato in qualche modo di proteggere il pallone il capitano anche da terra, non c'è riuscito. Alla sbagliata e riparte Matranga, ancora l'11, area di rigore, Matranga mette dentro per Costa, non si capiscono i due, poi rinvia Schiazzano. Niceta a combattere con Montisanti che non fa fallo, Costa, poi Niceta ancora, qua il numero 4, palla per Nasta, limite dell'area, non calcia per Matranga, non chiude il triangolo, Matranga e calcia lui, parata di Ferrante, voleva chiuso il triangolo Nasta, Matranga però ha cercato l'azione personale, se l'è spostata, ha calciato, ha trovato Ferrante a negargli la doppietta. Cross di Costa, bello, la palla arriva a Niceta, traversa incredibile del numero 4 che ha spaccato la porta di Ferrante, se lo sarebbe meritato probabilmente per il primo tempo fatto fino a questo momento. Ancora incrocio dei pali degli Academy con Camilleri, anche lui bellissima conclusione dal limite dell'area, poi qua Pavesi fermato da Cangemi, si incrociano le gambe, punizione dal lato corto e lei rigore per gli Academy. Ma gli Academy hanno rischiato di chiudere questo primo tempo sopra 3-0. Prima la traversa clamorosa di Niceta al volo, se lo sarebbe meritata, ribadisco, per questo grandissimo primo tempo che ha fatto il numero 4. Poi Camilleri ha sfilato la doppietta, prendendo anche lui l'incrocio dei pali. Andrà Tarantino a battere questo calcio di punizione. Batte il numero 3, palla dentro, si ha coordinato Nasta. Bella l'idea della rovesciata, la palla però non gli è arrivata. Cutugno poi lotta con Camilleri. Calcio di punizione. Proprio Cutugno lungo, sempre Niceta, stellone di Paola, Nasta non arriva, Costa si impegna, non c'è fallo, Mercurio solo per un attimo, ancora Nasta, puntato Mercurio, tacco di Matranga, bellissimo lo scambio fra i due, poi ha calciato il numero 8, applausi per lui.
Schiazzano, pressato a Pavesi con fallo. Sale Cangemi, incontro Gilia, lo pressa Ferrante, fa scorrere il pallone Gilia, c'è Di Paola per Ferrante che la tiene in campo, Matranga, palla avanti, Pavesi, colpiti in pieno Schiazzano, non c'è fallo di mano, fa scorrere lo Sicco che cambia tutto per Spina, mette palla sul mancino, Niceta non lo molla, ora Cangemi, sale l'ATF che per ora in questi ultimi momenti stava soffrendo, Gili ha puntato Di Paola, non si passa da lì, dice il numero 5, poi Cangemi, saltato per un attimo Ferrante, si porta la palla fuori, quindi c'è rimessa laterale per l'Academy, con le mani Ferrante, cambio di rimessa. Batte allora Cangemi con le mani, si è inserito lo Sicco, Di Paola ferma, si impegna Di Paola, ha guadagnato anche la rimessa al fondo con il fallo sul numero 8. Di Paola all'indietro per Di Paola, Niceta Ferrante tiene in gioco, palla per Matranga che è venuto incontro, giocata su Schiazzano, poi lo Sicco a spazzare, Montrisante a venire incontro, lancio lungo per Spina, alle spalle di Stellone, Spina, Stellone attento, spazza, poi Tarantino, Costa, puntato Mercurio, saltato secco dal numero 10, lancio lungo per Camilleri che corre sulla di sinistra, lo insegue Cutugno, Camilleri all'indietro, Matranga, stop sbagliato, è intervenuto Schiazzano a sbarrare la strada, palla regalata però ancora a Matranga che calcia, Ferrante chiude il primo tempo con un grandissimo intervento a tenere i suoi ancora sotto di 2, che è ben diverso dall'essere sotto di 3. Bell'intervento del portiere dell'ATF, finisce qui il primo tempo, 2-0 per gli Academy Palermo. Ci vediamo fra pochissimo col secondo tempo. Penso che sia bicchiere molto pieno, perché sinceramente all'inizio dell'anno nessuno avrebbe ipotizzato, anche il più ottimista, che noi saremmo stati quinti, che avessimo fatto un campionato di grande livello come abbiamo fatto. Mi ricordo che a parte la partita di Salerno, che abbiamo perso per motivi secondo me extra palanottistici, con decisioni arbitrali veramente singolari e dubbie. Noi abbiamo perso solo con Recco, Savona e Brescia, e col Brescia eravamo senza i 2 americani, poi siamo andati a vincere a Trieste, siamo andati a vincere a Napoli, siamo andati a vincere a Quinto, siamo andati a vincere, insomma abbiamo pareggiato a Siracusa, quindi insomma direi che è stato un campionato eccellente, veramente non mi aspettavo, come dicevo prima, con tutte le difficoltà che ogni anno ci sono e che ogni anno ritornano ancora di più, tra cui la piscina, non abbiamo spazi acqua adeguati, siamo costretti a andare 2 volte a settimana a Terrasini, meno male che c'è Terrasini, ma questo poi crea problemi, perché tipo ieri sera siamo andati, c'era un temporale incredibile, quindi non è facile allenarsi. E la cosa ancora più grave secondo me è il pubblico, noi ormai veramente è una barzelletta, noi giochiamo sempre in campo neutro, per gli avversari è tutto più facile, noi non abbiamo il sostegno, a parte dei nostri ragazzini che li fanno entrare e che grazie a Dio ci sono, però insomma immaginate se il Palermo Calcio giocasse a porte chiuse tutto il campionato. E ha quasi anticipato la domanda, se tornando all'inizio della preparazione, considerando tutti i problemi del caso, se si aspettava di finire a ridosso della top 4 del campionato, ad un passo dal passaggio della fase a gironi di Len Eurocup, considerando appunto tutto quello che sta succedendo attorno a voi.
No, non me lo immaginavo. Io quando appena è uscito il calendario lo faccio un po' sempre, avevo fatto uno schemino con le squadre, le 4 squadre che secondo me con noi si sarebbero giocati il sesto e il settimo posto, e dando alcune partite vincenti, altre perdenti, come Correcco, Savona, Ortigia, bla bla, Trieste, insomma alla fine non eravamo entrati nelle 7 sotto questo mio schedino, ce l'ho ancora a casa, quindi questa è la testimonianza che la squadra si è superata, ha fatto meglio di... Io penso che, guarda, il primo anno abbiamo fatto benissimo, il secondo anche, il terzo anche, ma forse quest'anno anche per il livello, per i cambiamenti che ci sono stati e per tutto, forse è l'anno che abbiamo fatto ancora meglio di tutti. Parliamo ora della seconda parte della stagione, quasi atipica verrebbe da dire, considerando il lungo stop di circa 2 mesi e mezzo. Come si gestisce e soprattutto se in un certo senso può, tra virgolette, giocare a favore di una squadra che comunque ha speso tantissimo fino a pochi giorni fa? Ma sì, io penso che il problema sarà, come hai detto tu, gestire questi 2 mesi, perché oltretutto non saremo al completo, mancheranno i 2 americani, è sempre difficile stare un periodo così lungo. Tu calcola la preparazione quest'estate, abbiamo fatto 2 settimane, perché poi abbiamo iniziato subito a giocare la Coppa Italia, addirittura 10 giorni, perché diciamo che la seconda settimana già siamo andati a giocare la Coppa Italia, e fare 2 mesi obiettivamente sono tantissimi. Dovremmo inventarci qualcosa, magari anche trovare qualche squadra con cui poter giocare, allenarci, perché qui non ne abbiamo, a parte la waterpolo non abbiamo altre squadre a Palermo per poter giocare, e poi sicuramente io su questo sono abbastanza convinto, mi servirà questo periodo per poter svolgere un determinato tipo di lavoro con alcuni giocatori che ho utilizzato meno, vedi Nuzzo, vedi Metodi, vedi anche lo stesso Marini, anche se Marini ha giocato di più, è stato utilizzato di più, specialmente Nuzzo e Metodi, per poter fare tutte le cose che non ho potuto fare in questo periodo veramente intenso. Ecco, quindi quasi un accenno alla domanda conclusiva: cosa chiede Marco Baldinetti al 2024 del Telemer? Al 2024 del Telemer io chiederei un altro anno come questo passato, dove abbiamo fatto anche l'anno scorso, da gennaio in poi abbiamo fatto un grande campionato arrivando quarti, e io chiedo la stessa cosa, anche se fosse quest'anno sesti, comunque ritornare nelle coppe europee, stare di nuovo nelle coppe europee, penso che sia il massimo per noi, per la società, per tutti noi. Per l'allenatore è sempre un'emozione, è la prima esperienza che sto vivendo in panchina per dirigere questi meravigliosi ragazzi, non mi stanno dando nessun tipo di problema, mi ascoltano, durante gli allenamenti seguono a millimetro quello che gli chiedo, quindi per ora sta andando tutto bene e sono felice della scelta che ho fatto. Adesso invece da giocatore, hai fatto 4 gol, partita straordinaria, qual è quello che ti è piaciuto un po' di più? Sicuramente l'ultimo, quando mi sono presentato a tu per tu col portiere defilato e io ho fatto il cucchiaio. Quello secondo me è il più bello di tutti, ma anche gli altri non sono stati male, perché abbiamo fatto un bel gioco di squadra, corale, quindi siamo arrivati in porta giocando a futsal, quindi è stata un'ottima prestazione, abbiamo fatto 11 gol, quindi bene, ogni partita va sempre meglio. Ora cerchiamo di recuperare qualche infortunato e andiamo a Giudecca per giocarci e rimanere quasi in testa alla classifica. Restando sempre per i gol, ci hai detto il gol più bello, però quello più importante anche in base al momento della partita? Il più bello sicuramente sono quelli agli inizi, perché sblocchi la gara, metti 1-2 gol di distacco alla squadra avversaria, quindi sicuramente quelli, però ti ripeto, il più bello secondo me è stato l'ultimo. Invece parliamo di Giuseppe Ricotto, un ragazzo molto giovane che conosciamo nei campi di calcio a 5 ormai da diversi anni, un giocatore molto tecnico, veloce, però a volte forse un po' egoista. Oggi invece l'abbiamo visto praticamente passare tutti i palloni
Cosa è successo? E anche un po' fuori nel tuo sacco, qualche allenamento, magari hai parlato col ragazzo? Sì, Peppe è intanto un ragazzo straordinario perché non manca mai a un allenamento, dico, è costante e poi l'avete visto, c'ha una tecnica, una velocità, un 1 contro 1 che se ti salta è devastante, è imprendibile. Sì, oggi ha peccato forse un po' più di preziosismo, poteva fare qualche gol in più, invece ha preferito magari farlo fare al compagno. No, io sinceramente durante l'allenamento non gli ho detto niente perché lo lascio libero di dare in campo quello che si sente di fare, senza compiti, già lui lo sa quello che deve fare e lo fa benissimo. Quindi peccato soprattutto nel primo tempo, quando a portavoce ha cercato di darmi la palla a me magari per fare gol a me, ma io non gli chiedo questo assolutissimamente, quindi anzi io sono più contento quando o faccio fare o fanno gli altri gol che quando le faccio io. Quindi magari oggi ha deciso così, però sicuramente alla prossima tornerà a segnare e a fare gol. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita contro il Giudecca. Li conosci? Ti aspetti qualcosa in particolare da loro? Come la preparerai? La prepareremo come abbiamo preparato tutte le altre, allenandoci con costanza, con determinazione e non pensare alla classifica né loro né in quella nostra. Andiamo a Giudecca per giocarci la nostra partita, io sinceramente non li conosco, quindi magari vedrò qualche partita che avete ripreso voi, quindi per dare qualche spunto, qualche cosa magari giovedì durante l'allenamento, però andremo a Giudecca per giocarci la partita come abbiamo fatto tutte quest'altre. Sono rientrate adesso in campo le due formazioni, ricordiamo il risultato 2-0 scusate, per gli Academy Palermo, gol di Matranga e Camilleri. Proprio qui davanti abbiamo il numero 7, ha sfilato anche una bellissima doppietta prendendo l'incrocio dei pali, poi Ferrante, il portiere della TF, a fine primo tempo ha tenuto i suoi sotto di 2 perché stavano per andare a fare il terzo degli Academy. Intanto nella TF subito 2 cambi, entrano Lucido e Aiello in campo per cercare di andare a riprendere questa partita che fino ad ora vede i ragazzi dell'Academy in pieno controllo. Aspettiamo il fischio dell'arbitro. Primo pallone giocato dalla TF con Montisanti. Inizia adesso
il secondo tempo. Vediamo come risponderanno i ragazzi della TIF. Al primo tempo tutto fantasia degli uomini in rosso, davanti subito palla per Camilleri. Neanche il tempo di iniziare questo secondo tempo che Camilleri ha fatto il 3-0, doppietta personale, l'ho detto, l'aveva sfiorata nel primo tempo con quell'incrocio dei pali e adesso la fa, doppietta per Camilleri e 3-0 per gli Academy. Palla bellissima di Matranga dentro per Camilleri, 11-7, 3-0 per gli Academy che adesso passeggiano. Inizio horror di secondo tempo per la TF, che aveva messo subito in campo Lucido e Aiello per cercare di andare a riprendere questo match, e Camilleri invece ha detto no, questa partita non si riapre. 3-0 per gli Academy. Era rimasto a terra Cutugno, si è rialzato fortunatamente il numero 2. Fatto sta, siamo 3-0 per i padroni di casa. E si riparte. Adesso è molto complicata per gli ospiti. Ci prova però subito Lucido. Palla per Spina, rimessa laterale, passaggio sbagliato. Camilleri col tacco ha provato, Cutugno ha fermato, si lotta sull'out di destra, poi lancio lungo da parte di Losicco, rimessa laterale per la TF. Cutugno con le mani, palla lunga, la palla arriva a Lucido, si è infilato Montisanti in area di rigore, palla toccata per Spina, si lotta in area di rigore, ancora Lucido, arriva Aiello, non calcia, poi Gilia ci ha provato, la palla poi è stata spazzata dalla difesa degli Academy. Nasta fermato a centrocampo da Losicco. Calcio di punizione, fallo dell'8 sull'8. Ancora Nasta all'indietro. Lotta sull'out di destra, Ferrante guadagna rimessa laterale il numero 2. Ancora Ferrante con la testa. Nasta, palla dentro, si è inserito Pavesi, c'è la rete del numero 9, anche Amedeo Pavesi si iscrive al tabellino dei marcatori. 4-0 per gli Academy che adesso passeggiano sulla TF. Risultato pesante adesso per gli ospiti, è fantastico per i padroni di casa. Anche il numero 9 fa gol e fa 4-0, 2 gol in rapida successione all'inizio del secondo tempo per l'Academy Palermo, che poteva sperare di meglio. Mister di Trapani gioca comunque ancora la TF per andare in qualche modo a cercare il gol della bandiera, ma c'è sempre Niceta a recuperare palla. Cutugno a spazzare, arriva Lucido, palla all'altro lato per Gilia, Ferrante chiude, Pavesi con la testa, Nasta a lottare su Gilia, vince il contrasto, Niceta con la punta, Tarantino, Ferrante, Nasta centrale, voleva Costa, c'è Lucido, insegue Costa,
Poi Gilia, la palla rimane dentro, ancora il 10 per Lucido, per Aiello, scusate, palla per Lucido, out di sinistra, si fa vedere Aiello, la riceve proprio adesso, il 17 è passato, c'è punizione per gli uomini blu, si prepara anche un altro cambio per la TF, sta per entrare Manzella col numero 14. Sono pronti anche 2 cambi per l'Academy Palermo. Intanto entra Manzella al posto di Spina per l'ATF. Poi escono Pavesi e Ferrante per l'Academy Palermo. Entrano il numero 15 e il numero 18 Vicari e Rimini. Calcio di punizione, se ne incarica Lucido. Sul 16 il pallone, 2 in barriera per Di Paola. C'è già andato Vicari, appena entrato in barriera assieme a Camilleri. Batte Lucido, dentro la deviazione probabilmente di Schiazzano, non si è capito nulla dentro l'area di rigore, ha probabilmente fatto gol il capitano della TF, ci credono gli uomini blu. 4-1 dalla la punizione, però dobbiamo dirlo, del neo è entrato Lucido, ha toccato poi probabilmente Capitan Schiazzano oppure Manzella appena entrato nella mischia, non si è visto molto bene di chi è stato l'ultimo tocco. Se ne è andato Rimini alla grana, appena entrato Rimini, bellissima azione del numero 18 che voleva entrare subito in partita, vuole entrare subito in partita, c'è già entrato con questa azione solitaria e la conclusione, poi la parata di Ferrante. Cangemi sul pallone, ha dato fallo, lo batte. All'indietro per Ferrante. Miloro, pressing alto di Costa, rischiano tanto quelli della TF. Fermato Cutugno da Tarantino e rimesso laterale. Tarantino con la testa. Poi centrocampo, Aiello esce col pallone bene il 17 e allarga, è arrivato in anticipo Vicari, però ha perso il rimpallo e allora Gilia voleva la palla per Manzella, non è arrivata. Stellone, Tarantino. Chiuso tutto Camilleri che ha fatto una bella giocata su Cutugno, l'ha tenuta il 7, poi Tarantino se ne va, tunnel su Cutugno, ha detto che non c'è fallo il direttore di gara, forse c'era però, perché Cutugno ha letteralmente tunnelizzato, cioè scusate, Tarantino ha letteralmente tunnelizzato Cutugno. Si è rialzato fortunatamente il numero 3, non c'è nulla, quindi semplice rimessa laterale per la TF. Si lotta ancora al centrocampo, Manzella, lancio lungo, inserimento di Aiello, fermato in rimessa laterale, anzi no, calcio d'angolo per la TF. Altri cambi
tra... No, non adesso. Mister della TF vuole battere questo calcio d'angolo. Lo batterà Aiello, che se l'è guadagnato. Va Aiello, palla dentro, non arriva Tarantino e ha rischiato di fare la frittata qui il numero 3. Poi Costa per Matranga, è ripartito il 10 e l'11 in profondità. È andato Rimini che l'ha fatta scorrere, era bella l'idea. La palla però non è passata. Arrivano adesso i cambi, entra col numero 15 nella TF Leto, esce il 10 Gilia, poi escono dell'Academy Palermo Costa e Nasta che va a dare la fascia di capitano a Tarantino. Applausi per Nasta e Costa. Entrano Tiscione con il numero 13 in campo. Poi Nino. Lungo con le mani. Sempre Cutugno a battere la rimessa laterale. Alla lunga con la testa Stellone, si impegna Aiello, la palla sbatte sulla bandierina, c'è calcio d'angolo, l'ha conquistato Aiello, che forse è l'uomo, anzi non è la rimessa laterale, è l'uomo che forse ci sta credendo di più, proprio Aiello. Bella giocata, crocheta su Tarantino. Bene, fino a questo momento i due nuovi entrati a inizio del secondo tempo, Aiello e Lucido. E adesso va proprio Aiello a battere questo calcio di punizione, l'aveva battuto Lucido nel gol della TF. Batte dentro, l'ha toccata Manzella, la palla però ha attraversato tutta lei il rigore ed è andata fuori. C'è a terra però un giocatore dell'Academy. C'è l'intervento allora della panchina dei padroni di casa. Ripreso adesso il gioco, si è rialzato Stellone e ripartono col possesso palla gli ospiti. Cutugno contro Camilleri, Cunnel in qualche modo è passato il 2. Poi Tarantino, alla lunga per Camilleri, corre il numero 7, lo rincorre Cutugno e con l'aiuto di Miloro di rimessa laterale. Con la testa Aiello, Manzella si è inserito, messa laterale guadagnata dal 14. Messa laterale per la TF. Batte sempre Cutugno.
Manzella sfera con la testa anche Niceta per un attimo, poi spazza proprio il numero 4. Va a Camilleri. Ripartono gli Academy, fermato ancora da Cutugno. Camilleri probabilmente forse dopo la doppietta è un po' in debito d'ossigeno. Mannino, tacco di Camilleri per Tarantino. Bene, Cutugno è scivolato. Proprio il neo capitano degli Academy, Camilleri, bel sombrero, poi Matranga in qualche modo ha provato la bella giocata su Miloro che però poi se l'è portata fuori. Sarà quindi calcio d'angolo per gli Academy. Andrà a battere il neo, è entrato Diego Mannino. Proprio lui corto sul primo palo. Esce lo Sicco col pallone. Poi Manzella non è arrivato. Si è impegnata ancora Niceta che sta facendo un partidaso. Tarantino. Ancora Tarantino prova la giocata. Fa fallo poi. Terzino sinistro. Niceta veramente, fatemelo sottolineare, una partita clamorosa, forse meritava il gol nel primo tempo, quella traversa spaccata da lontano. È di nuovo caduto a terra Stellone, probabilmente non ce la fa, ci vuole il cambio. Si stanno già preparando i due uomini, gli ultimi due uomini rimasti sulla panchina dell'Academy, ovvero Prestigiacomo e Orlando, che faranno adesso il loro ingresso in campo probabilmente. Escono Stellone e Camilleri, probabilmente man of the match con la sua doppietta. Si va a piazzare in difesa accanto a Di Paola, ovviamente Prestigiacomo, quindi cambia ruolo su ruolo. Si mette sull'out di sinistra invece Orlando a sostituire Camilleri. Qua Rimini anticipa l'avversario, Rimini traversa e linea. Non è gol secondo il direttore di gara, non è gol. Traversa linea di Rimini che voleva mettere anche il suo zampino sul match. 5-1, sfortunatissimo il numero 18. Terzo legno, terza traversa la partita degli Academy. 2 nel primo tempo, adesso quella di Rimini. Valentino con le mani, la regalata sulla testa di Aiello. Mannino, Tarantino fermato, poi batti e ribatti con Niceta che rende scivolata. Poi palla avanti di Lucido per Manzella, 14 contro 14, scivolata gigantesca di Prestigiacomo, appena entrato molto bene in fase difensiva. Prestigiacomo, bella scivolata ai danni di Manzella e calcio d'angolo. Se ne incarica ancora il numero 16 Lucido. È un calcio piazzato, è nato il gol dell'ATF, va Lucido dentro Di Paola con un rischio, col vento che c'è la palla ovviamente non è facile da controllare. Di Paola in qualche modo ha preferito mandare in calcio d'angolo piuttosto che cercare di afferrare il pallone. Ha fatto sicuramente bene. Il calcio d'angolo dall'altro lato va sempre Aiello. Si libera nel rigore Schiazzano.
Aiello stavolta troppo fuori area, palla regata a Niceta, arriva col destro, poi il rimpallo, ci aveva provato e aveva segnato Manzella. C'è però posizione di offside sul tiro di Cangemi da parte del numero 14. Ha fatto il suo Manzella, era in netto fuori gioco. Niceta con la testa, spazza via con la testa anche Matranga, che adesso serve Orlando. Vai 17, mette palla sul destro, forse toccato Orlando, c'è fallo secondo me il di gara, poi scivolata, va a chiudere il proprio avversario. Cutugno con le mani, Niceta con la testa, anche Mannino, si è inserito Orlando, scivolata di Paola, poi Cutugno si impegna, non riesce a tenere il pallone in campo, calcio d'angolo, se ne incaricherà ancora una volta Mannino. I numeri 16 delle squadre per ora battono gli angoli, da un lato Mannino, dall'altro Aiello, ma proprio Mannino. Là dentro, palla che passa, attraversa tutta l'area di rigore, non è arrivato nessuno però. Poi Vicari guadagna rimessa laterale e la va a battere per Niceta, che si è inserito. Stop bello del 4, prova la giocata, tunnel, ci ha provato il 4, poi Manzella non riesce a tenere il pallone, ancora Vicari, lungolinea per Rimini, prova la giocata, il 18, mamma mia, bellissima, arriva Matranga, finta, Matranga dentro il rigore, Matranga in qualche modo non calcia, palla al limite per Mannino e traversa ancora degli Academy Palermo, quarta traversa del match, con l'assist di Matranga per Mannino, che stavolta l'ha solo spizzata la traversa. Out di destra, seguito da Orlando, ancora Cutugno, si ferma però il numero 2 dopo il contrasto di Tarantino. Tarantino, Niceta, prestigiamo Ferrante, scusate di Paola. Niceta rischia tanto, esce però alla grandissima Mannino, cambia tutto, Vicari fermato da Cangemi solo per un attimo, rimessa laterale allora per gli Academy, che hanno già battuto, se n'è andato Vicari, lungolinea per la servire a Rimini, fermata anche lui, poi Tiscione, Vicari, fermata Cangemi, messa laterale Academy. Alla lunga si impegna Matranga, che non la tiene in campo. Messa dal fondo allora per la TF. Cadono anche le prime gocce d'acqua. Ormai quando siamo al minuto 60. Con la testa Montisanti per Manzella, rischia tanto sul doppio pressing. Montisanti perde il pallone, Orlando serve Rimini, limite dell'aria, Rimini ne salta ancora un altro, stavolta poi inciampa
ma Tiscione se la va a riprendere solo per un attimo. Ripartono i ragazzi della TF, Niceta come sempre attentissimo, poi Miloro, Cutugno contro Montisanti, sponda per Lucido che l'ha tenuta in campo, sembrava fuori qui, ancora dentro il pallone, si lotta sulla linea di fondo, c'è rimessa laterale per gli Academy quando mancano 10 al termine, per la TF scusate. Losicco la tiene in campo, se ne va, probabilmente fallo di mano di Mannino, non c'è nulla per il direttore di gara. Tarantino se ne va sul pressing di Lucido, palla per Matranga che si gira a tanto spazio. Tiscione avanza il 13, c'è Vicari sulla sua destra, servito adesso Vicari, fermato bene da Cangioli. E poi palla lunga per Aiello che si impegna e Di Paola spazza. Niceta non arriva, lottano ancora Lucido e Tiscione alla meglio, il numero 13, e adesso Rimini può puntare Schiazzano, va a Rimini, vediamo dove la porta, sul destro è passato il 18 ancora una volta dentro, rimessa laterale no, tenuta in campo la squadra in blu. Poi palla sulla sinistra per Aiello, avanza Aiello, preso probabilmente una botta, Di Paola continua Aiello e te palla dentro Di Paola con rischio anche con Tarantino, poi ferma il gioco il direttore di gara, è rimasto a terra proprio Di Paola. Si è rialzato fortunatamente Di Paola, tanto ultimo cambio probabilmente per la TF, entra Mazzanobile col numero 18, è uscito Losicco col numero 8. Sette al termine più recupero, Presti Giacomo, Mannino per Niceta, dall'altro lato Vicari sale col pallone, Matranga incontro, adesso è arrivato un bel nubifragio, fortunatamente per i ragazzi in campo soltanto questi ultimi minuti finali, lottano ancora a centrocampo, esce col pallone Tiscione, Niceta, ancora lui, parla per Orlando, limite dell'area, non calcia, serve Matranga, prova le finte, fermato ancora Orlando, poi fa fallo ma c'è vantaggio, ripartono gli uomini in blu, palla per Montisanti che si impegna, ancora il 9, limite dell'area, Aiello in anticipo, bene su Tarantino, lo pressa Presti Giacomo, però le finte di corpo, Aiello è passato il 17, non c'è fallo da parte di Presti Giacomo, secondo il direttore di gara, decisione strana stavolta da parte dell'arbitro, sembrava netto il fallo ai danni di Aiello da parte di Presti Giacomo, ma non c'è nulla. Niceta
il 4, all'avanti Matranga, di prima Mannino, avanza Mannino, palla per Tiscione, dall'altro lato Tarantino, lotta con Cutugno, vince però il rimpallo, Tarantino ancora, Mannino, cambia tutto ma svirgola, la palla arriva a Di Paola, superato ancora, poi Di Paola col piede a salvare, a negare il gol del 4-2. Ancora quelli dell'ATF, palla dentro l'area spazzata, poi Orlando voleva fare scorrere, Cutugno ha capito tutto, poi Niceta a spazzare, riparte proprio Orlando, va il numero 17, ha provato il tacco per Rimini, fermato, c'è Mannino, poi voleva servire Matranga, ma non è passata. Sempre Cutugno con le mani, Tarantino con la testa, Orlando spinto da Lucido, non c'è fallo. Ancora Cutugno con le mani lungo, con la testa Mazzanobile, Presti, Giacomo fa scorrere e gioca all'indietro per Di Paola, spazza sul pressing di Aiello verso Vicari, lotta ancora Cangemi, messa laterale TF, giocata di prima di Lucido, poi fermato con fallo Mazzanobile. Intanto esce Cutugno col numero 2. Entra in campo col numero 13 Pagano. Partita corta, la palla per Leto, palla avanti, non è in fuorigioco, Lucido invece sì, per un pelo. Va bene la palla di Leto. Altro cambio per la TF, c'è Cangemi, entra San Filippo con il numero 18. Che arriva a Montisanti, pressato da Orlando, Tarantino, ancora Orlando, arriva Matranga a mettere ordine e qualità, Tarantino per Orlando, con il 17 fermato, gioca Manzella, ancora il 14, Schiazzano mette ordine, serve Montisanti, ancora Schiazzano, palla avanti, Tarantino, lancio lungo di Niceta per Orlando, dall'altro lato, era buona l'idea per Rimini, ci arriva comunque il 18, ancora Rimini, entra dentro l'area, Orlando!
Rimini per Orlando e 5-1 per i padroni di casa, che terminano la partita come meglio non avrebbero potuto, con il gol del 5-1 con assist il Rimini per Orlando. I due nuovi entrati, vediamo se e quanto ci sarà da recuperare. Quanto sono andati 5-1 i padroni di casa, che veramente hanno surclassato gli avversari. Se n'è andato qui intanto Manzella, la palla di Aiello dentro Di Paola a chiudere. Vicari per Tiscione, ancora Vicari avanti, pressa Matranga che non si è fermato veramente un attimo. Giocata di Aiello, fermato con fallo. Si inserisce Lucido, bella giocata del 16, ancora Leto, fermato in rimessa laterale, con le mani batte per Aiello. Bella per Leto, non arriva, si impegna allora Schiazzano per recuperare Ferrante a rinviare, col petto Rimini, chiuso Aiello. Adesso Schiazzano, finte di corpo su Matranga, poi palla buttata e regalata agli avversari in rimessa laterale. Palla che era diretta a Tarantino, fermata però l'azione da Montisanti, che riparte, voleva servire Manzella. Presti Giacomo a chiudere. Aiello, sì, scusate, era Lucido. Manzella, non c'è fallo. Iceta, anticipo di Aiello che si vuole infilare in mezzo a due su Presti Giacomo, che poi chiude il rimesso, no, il calcio d'angolo non ha fatto, però poi fallo Tarantino su Manzella e quindi rimessa dal fondo. Di Paola sbaglia il pallone, si è inserito Leto solo per un attimo, però qui Di Paola ha rischiato di farla grossa. Rimini non la tiene in gioco, rimessa laterale comunque per gli Academy. Matranga, ancora l'11, si ferma. Bella la finta, palla c'è, palla non c'è, ancora Matranga in mezzo a tutti, poi Orlando con la servita e Rimini, la palla arriva comunque al 18, è parata di Ferrante che poi scalcia l'avversario, prende anche cartellino giallo, primo e unico della partita fino a questo momento, un po' nervoso il portiere della TF, che ha dato un calcio senza senso a Rimini.
Quindi calcio d'angolo per l'Academy. Palla dentro, spizza Orlando, esce Ferrante. Vediamo se sarà stato uno degli ultimi palloni del match. Ferrante con le mani, c'è Vicari. Schiazzano, poi anticipa Rimini. Leto, fermato con calma. Riparte ora il match. Aiello, bellissima finta. Poi Niceta anticipata anche da un suo compagno. Lotta di Paola, gioca per Vicari e finisce qui il match. Vincono gli Academy Palermo a valanga sulla TF, consolidano il primo posto ed è 5-1, 3 punti portati a casa dai padroni di casa. Un saluto e una buona giornata da Davide Sgroi.